Cittadini a Santa Margherita Ligure appassionati al bene comune. Dal Consiglio pastorale cittadino è scaturito un lavoro di ricerca sul territorio mosso dal desiderio di accrescere l'interesse alla realtà sociale. Alle amministrative 2019 alle urne anche i comuni della Val d'Aveto. Il capoluogo Santo Stefano d'Aveto eleggerà il sindaco tra due contendenti, Maria Antonietta Cella e Giuseppe Tassi. Reggio Aglio rinnova il Consiglio Comunale. Domenica 26 maggio gli elettori potranno scegliere il primo cittadino tra tre candidati: Guirardo Casaleggi, Daniele Mareschi e Marcello Roncoli. Incidenti simulati per una grande professionalità. Lavagna ha ospitato l'esercitazione annuale della Croce Rossa Italiana della Liguria. I soccorritori hanno lavorato sotto l'occhio attento dei giudici. Ad una gara dalla fine del campionato, Lavagna 90 non rinuncia all'idea play-off. La stagione è stata comunque ottima. La società ha puntato sui giovani e non ha sfigurato di fronte alle big. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. L'impegno per il bene comune è uno dei motivi che ha mosso un gruppo di parrocchiani delle comunità di Santa Margherita Ligure a proseguire il cammino intrapreso durante il lavoro dei tavoli sinodali. Dal Consiglio pastorale cittadino è emersa l'esigenza di approfondire alcuni temi ritenuti urgenti per la città, che sono stati riassunti da 5 gruppi di lavoro. Il frutto di questo percorso è stato raccolto in un libretto presentato in occasione di un incontro pubblico che si è svolto all'Auditorium Santa Margherita alla presenza dei 3 candidati a sindaco per le amministrative 2019. Appassionati al bene comune è il motto che ha mosso 35 persone delle comunità parrocchiali di Santa Margherita Ligure a proseguire il lavoro intrapreso con i tavoli sinodali, analizzando la realtà cittadina e scattandone una foto in cui si evidenzino ricchezze, bisogni, povertà, prospettive. Un'analisi sociologica che non ha la pretesa di avere un rilievo scientifico, ma che rappresenta un angolo visuale e uno spunto di condivisione. Non nasce, capite, da delle competenze o da degli studi, nasce proprio dalla voglia, confrontandoci, di appassionarci al bene comune, che poi è la nostra città, il nostro territorio, direi anche la nostra comunità nel senso più lato. In un affolato incontro all'Auditorium di Santa Margherita, i risultati di questo lavoro sono stati esposti ai cittadini sammargheritesi, tra questi anche i 3 candidati a sindaco per la città. Lo spirito di questa iniziativa trova spunto nella radice del cristianesimo, che spinge all'impegno, alla solidarietà, all'interesse per ciò che ci circonda, alla realtà sociale. Quindi la Chiesa tutt'oggi continua, nel tempo storico in cui si trova, a rinnovare il messaggio, a cercare nelle diversi cambiamenti, situazioni politiche, forme politiche, economiche, di cercare sempre di guardare quali sono le situazioni che valorizzano il bene comune. Tanti gli spunti di riflessione proposti da un rappresentante per ciascun tavolo: le fragilità, il disagio giovanile, le dipendenze, la sicurezza, lo spopolamento della città, le politiche abitative, la valorizzazione delle risorse naturali, la necessità di mettere in rete le realtà associative, la creazione di posto di lavoro per fasce deboli, il tutto mossi dal desiderio di bene comune. E quel bene è di ogni uomo, non di un particolare gruppo di uomini. E non è neanche, come dire, appunto la somma di tanti beni o di una maggioranza, ma è un bene tale che riguarda tutti quanti. Alle amministrative 2019 rinnoveranno i consigli comunali anche i comuni della Val d'Aveto. A Santo Stefano d'Aveto, capoluogo della vallata, con 1100 residenti, i candidati alla poltrona di primo cittadino sono 2: Maria Antonietta Cella, sindaco uscente, e Giuseppe Tassi, già sindaco di Avegno. La scheda di presentazione. A Santo Stefano d'Aveto il candidato numero 1 è Maria Antonietta Cella. Nata a Santo Stefano d'Aveto il 25 ottobre 1964, ha un figlio e da 5 mesi è nonna del piccolo Ulisse.
Ha conseguito il diploma magistrale, è dirigente di una società di commercio di energia elettrica e gas nel libero mercato. Appassionata di trekking, nel tempo libero coltiva l'orto. È stata sindaco di Santo Stefano d'Aveto dal 1995 al 2004, consigliere di minoranza dal 2004 al 2014, nuovamente eletta sindaco nel 2014. Alle amministrative si candida appoggiato dalla lista Dai Voce alle Idee. Ma io dico sempre che il territorio va vissuto 12 mesi l'anno, il piacere di vivere un territorio di montagna, anche quello di uscire di casa, incontrare le persone, scambiarsi opinioni, confrontarsi. A volte ci si scontra, ma questo è il bello, perché poi la dialettica di montagna è sempre passionale, sempre di pancia e mai solo di testa. E quindi è anche poi il calore che ti muove e che ti invoglia a occuparti del tuo paese insieme a ragazzi di una lista che abbiamo messo in piedi quest'anno per portare avanti numerosi progetti e che con grande passione anche loro si dedicheranno sostanzialmente ad occuparsi del territorio, del paese, dell'economia, del sociale, perché ci sono tante persone impegnate nel sociale, che è una fetta importante di un servizio significativo per il nostro territorio. Il candidato numero 2 a Santo Stefano d'Aveto è Giuseppe Tassi. Nato a Santo Stefano d'Aveto l'11 luglio 1960, è diplomato in radiotelecomunicazioni e svolge attività come imprenditore. Sposato, ha 2 figli e un nipote. Ha maturato un'esperienza ventennale in consiglio comunale ad Avegno, nei primi 10 anni come assessore, sindaco nel decennio dal 2004 al 2014. Tra il 2007 e il 2012 è stato anche consigliere provinciale. Tra le sue passioni il canto, dal 2000 è direttore del coro Voci d'Alpe. Si candida appoggiato dalla lista Santo Stefano Cambia. Dovrebbero votare noi per 2 semplici motivi. Uno, per una politica amministrativa più condivisa con la popolazione. Io sono stato interpellato, sono stato pregato di candidarmi sindaco perché tante persone mi hanno chiesto di venire su in valle, conoscendomi anche per avere già fatto il sindaco in un altro comune, e mi dicevano proprio che attualmente non c'è di dialogo con l'amministrazione, che un po' sta sulle sue dritte, e quindi bisogna cambiare un po' questa cosa qua. Bisogna che il sindaco stia in mezzo alla gente, stia in mezzo alla popolazione, parli con tutti, parli con le frazioni, e quindi penso che sia una cosa importantissima. A Reggio Aglio sono 872 i cittadini residenti, potranno scegliere il sindaco fra 3 candidati: Guirardo Gui Casaleggi con la lista Reggio Aglio nel cuore, Daniele Mareschi appoggiato dalla lista L'Aveto Libertà, Marcello Roncoli con la lista Crescere. Vediamo la scheda. Il candidato numero 1 a Reggio Aglio è Guirardo Francesco Giuseppe Casaleggi, detto Gui. Nato a Chiavari il 2 aprile 1955, alla licenza media inferiore, è stato dipendente dell'ASL 4, attualmente in pensione. È sposato. È stato 24 anni in consiglio a Reggio Aglio, sia in maggioranza con i sindaci Mariani e Fontana, sia in minoranza. È consigliere di opposizione uscente. Ama camminare nei boschi e andare in bici. Si candida appoggiato dalla lista Reggio Aglio nel cuore. Intanto siamo una squadra abbastanza giovane, nel senso che abbiamo di tutte le età, qualcheduno anche un po' anziano, nel senso del 1937 o 40, però i più sono 85, 86, 96. E poi noi ci proponiamo agli altri candidati, perché sono tutti giovani, quei giovani sono tutti i più che lavorano in questo comune, non sono fuori. Qualcheduno lavora fuori, ma i più lavorano in questo comune, cioè dove abitano. Per cui è giusto dare una mano a questa lista e votare la mia lista.
Il candidato numero 2 a Reggio Aglio è Daniele Mareschi, nato a Lavagna il 16 novembre 1968, è laureato in ingegneria meccanica e svolge la libera professione. È sposato ed è appassionato di sport motoristici. È stato consigliere comunale di minoranza dal 2009 al 2014, sindaco dal 2014 ad oggi. Alle amministrative 2019 si ricandida appoggiato dalla lista L'Aveto Libertà. Intanto per quello che abbiamo realizzato nei 5 anni di mandato che si sta concludendo, e poi perché il nostro programma è molto concreto, si basa su 40 punti, sono cose concrete, realizzabili, andiamo sulla stessa strada che abbiamo già intrapreso e che abbiamo già tracciato e sulla quale abbiamo già lavorato tanto. Ripeto, poi è un programma concreto, bisogna fare attenzione perché, cosa che ho visto anche in altri comuni, ci sono promesse irrealizzabili in altri programmi, ci sono programmi fantasiosi del tutto irrealizzabili purtroppo perché mancano e mancheranno sempre gli strumenti normativi, ma soprattutto le coperture finanziarie. Quindi la parola d'ordine deve essere concretezza e interventi realizzabili e un programma realizzabile. Il candidato numero 3 è Marcello Roncoli, nato a Chiavari il 4 gennaio 1954, è sposato e ha una figlia. Ha conseguito il diploma dell'Istituto Nautico e ha prestato servizio per 30 anni nella Polizia Provinciale. È appassionato di caccia, pesca e trekking. Si è sempre interessato di politica, benché sia la prima esperienza come candidato a sindaco. Alle amministrative 2019 si candida appoggiato dalla lista Crescere. Noi siamo una squadra che è nata da un gruppo, diciamo, di iniziative per fare qualcosa per la nostra valle. Da questo gruppo è nato, in tempo di elezioni, è nata l'idea di metterci in discussione. Crediamo di essere persone serie, oneste, inutile dirlo perché la gente ci conosce uno per uno, e abbastanza variegate tra di noi, per ognuno che si occupa di argomenti che gli sono consoni e familiari. Noi, se possiamo permetterci una promessa, è quella di dire che saremo sempre vicini alla gente, nel senso che ascolteremo sempre quello che ci devono dire e cercheremo con le nostre capacità e l'impegno di essere presenti. E ricordiamo che Telepace dedica un ampio spazio informativo alle amministrative 2019 attraverso i suoi canali. Oggi l'approfondimento sarà dedicato ai comuni di Moconesi e di Carasco. Gli appuntamenti su Telepace 2 al canale 85 alle ore 18, su Telepace 3 al canale 115 alle 21:35, alle 8 del mattino e alle 15. Su Telepace News al canale 187 alle 13:30 circa, alle 20:05 e alle 23. La cronaca: è stato arrestato a Genova un cittadino francese di 32 anni indagato per 4 episodi di violenza sessuale avvenuti a Cannes fra il 2014 ed il 2019. L'uomo utilizzava i segni distintivi tipici della polizia francese per avvicinare le sue vittime. Ricercato in esecuzione ad un mandato di arresto europeo, aveva lasciato la Francia venerdì per rifugiarsi a Saint-Pierre-d'Arena in attesa di imbarcarsi per la Tunisia. Le indagini avviate nel quadro della collaborazione fra le polizie europee hanno permesso di rintracciare l'uomo e la sua auto, soprattutto a poca distanza dal luogo dove soggiornava. La mattina dopo è scattato il blitz condotto dai poliziotti della squadra mobile in collaborazione con i colleghi della Digos, della Polizia di Frontiera Marittima di Genova e con la partecipazione di personale della Polizia Nazionale francese. L'uomo è stato intercettato, bloccato e perquisito mentre si accingeva a salire sulla sua auto per dirigersi al terminal portuale. È stato quindi condotto nel carcere di Pontedecimo. L'auto è stata perquisita e ispezionata, come stiamo vedendo nel video diffuso questa mattina dalla polizia, al fine di rilevare fonti di prova.
Prosegue a Gioagli la progressiva introduzione dei servizi del nuovo gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, Aprica. Dal 1° giugno verranno sostituiti i cassonetti attuali con altri nuovi di ultima generazione e per i rifiuti organici ed indifferenziati saranno installati sportelli che si apriranno grazie ad una tessera elettronica personale. Inoltre, in alcune zone del paese verrà introdotto il sistema di raccolta porta a porta. Intanto nel corso del mese di maggio verranno consegnati ai cittadini i nuovi kit per la raccolta differenziata, composti da tessera elettronica personale, borse per la separazione in casa dei rifiuti, guida alla raccolta differenziata, bidoni e sacchi per il conferimento e calendario di raccolta per le zone in cui sarà introdotto il porta a porta. La distribuzione dei kit sarà effettuata all'interno del parcheggio interrato di Corso Colombo, al piano terra, dalle 9 alle 20 di sabato 25 maggio, giovedì 30 maggio e venerdì 31 maggio. Lavagna ha ospitato l'esercitazione annuale della Croce Rossa Italiana della Liguria, un evento molto articolato e complesso in cui le squadre di soccorritori provenienti da tutta la regione effettuano soccorsi su feriti di varia natura, giudicati in tempo reale da personale qualificato. Gli scenari simulati sono stati estremamente realistici anche grazie ad effetti di trucco professionale. La gara di primo soccorso è un'attività di formazione, in particolar modo, è un'attività di sviluppo per far conoscere alla cittadinanza Croce Rossa e le proprie attività. E quest'anno è stata scelta Lavagna perché insomma una cittadina che merita, una cittadina bellissima. Quest'anno nel territorio del Tigullio era necessario portare una gara di primo soccorso. Quante stazioni ci sono? Allora abbiamo 9 stazioni, all'interno di ogni stazione abbiamo più scenari, sulle scene ci sono dei giudici e dei master per le valutazioni degli operatori che approcceranno ai feriti o alle persone coinvolte. Verrà redatta una graduatoria, questa graduatoria in base a chi arriverà per primo, oltre ad essere campioni regionali di primo soccorso della Croce Rossa, andranno a rappresentare la regione Liguria il 14 settembre a Vicenza. Invece in Liguria come sta andando? Leggiamo un'Italia che aiuta, no? Il Comitato regionale Liguria, tanto cuore in campo. Allora, Liguria è formata da 56 comitati territoriali che sono sparsi nelle varie cittadine liguri, con molte sedi alle dipendenze di questi comitati. Siamo circa 8.000 volontari in regione, con i 160.000 in Italia e i 17 milioni nel mondo siamo quell'Italia che aiuta e quel mondo che aiuta, quindi siamo sempre presenti ovunque e per chiunque. Mauro, qua abbiamo un ferito che si presta a 2 parole. Come stai vivendo questo momento? Traumaticamente, ti giuro traumaticamente. Ho la spalla che non la sento più. Ma è la prima volta che fai un'esperienza così? Allora sei allenato? Molto 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 spesso, quindi è faticoso lo stesso, però bellissimo, mi diverto un sacco io. Allora qua invece abbiamo Matteo che è caduto dalla scala. Sì, sono caduto dalla scala e mi sono fatto male alla gamba, mi sono rotto la gamba praticamente e adesso aspettiamo che arrivino a soccorrerci. Ma i dolori dove sono? Alla gamba, il torace, tutto qua, scoriazioni e via, così avanti. Il 118 è già stato chiamato? Speriamo, speriamo. Va bene, buona esercitazione. Grazie, grazie. A Santa Margherita Ligure è iniziato il tempo di preparazione alla solennità di Santa Maria della Rosa, contitolare della Basilica di Piazza Caprera e patrona della comunità parrocchiale. Ogni sera alle 17:30 la recita del Rosario, alle 18 la messa, presieduta ogni sera da uno dei parroci dell'ambito di comunione pastorale San Michele di Pagana, Santa Margherita Ligure, Portofino. Si è conclusa l'ultima giornata di Mare e Mosto all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante. Tante le
delle persone che hanno partecipato alla 2 giorni sul vino, sull'olio e sui sapori del territorio ligure. Organizzata da AIS Liguria, la quinta edizione ha visto la presenza di più di 80 produttori. L'ultima giornata si è chiusa con il concorso Miglior Sommelier 2019 della Liguria. Dopo la prova scritta e la degustazione, la giuria ha decretato vincitrice Olga Sofia Schiaffino di Camogli della delegazione AIS del Tiguglio Promontorio di Portofino. Al secondo posto Vito Santolla, terzi a pari merito Riccardo Pedemonte e Martino Repetto. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi, poi ci ritroviamo per altri aggiornamenti e per lo sport. Avvenire titola Papa Francesco ai Vescovi, sinodalità per gradi e vicini ai preti. Questi sono gli inviti rivolti ai Vescovi riuniti in assemblea. Accelerare l'attuazione sulla riforma della nullità matrimoniale, serve maggiore collegialità, e gli risponde il presidente della CEI Bassetti: noi qui come una grande famiglia. E sempre da Avvenire di oggi, nebbia di maggio e stallo sul decreto sicurezza, Conte dubbi del Quirinale, la Lega non ci sta e il mondo cattolico replica a Salvini per l'uso strumentale della fede, ora basta. Dopo lo sbarco dei migranti, sequestrata la Sea-Watch, il ministro degli interni va contro i giudici. E poi il video truffa con i russi, Vienna e i sovranisti lasciano il governo. Dopo l'editto di Trump, Google e Intel invece bloccano Huawei. E poi quest'altra videonotizia, anzi fotonotizia: il Papa a custodire la vita, Lambert la scelta shock, poi lo stop dei giudici, riattaccate il sondino. Andiamo a vedere Vincent dietro Front per la vita, i medici dell'ospedale di Rem disattivano la nutrizione assistita, ma nella notte arriva l'alt dei giudici, prima dolore poi sollievo in Francia per la sorte del paziente tetraplegico in stato di minima coscienza. Preghiamo per quanti vivono in stato di grave infermità, custodiamo sempre la vita, dono di Dio, dall'inizio alla fine naturale, non cediamo alla cultura dello scarto. Queste le parole di Papa Francesco inviate via tweet. Siamo sul secolo XIX che titola L'ira di Conte, grave dubitare di me, dopo appunto l'intervista ieri pubblicata del sottosegretario leghista Giorgetti, ultimatum leghista su flat tax e autonomia, Salvini adesso pensa alla crisi, dubbi del Quirinale fanno slittare il decreto sicurezza. Il commento di Marcello Sorgi, un governo prigioniero di se stesso, effetto paralisi dall'Italia ai vaccini, 10 dossier bloccati dalle liti della maggioranza. E poi ex capo della filiale della sede di Vernazza di Carige va in cella, rubò 1 milione ai suoi correntisti. Genova, i portuali fermano la nave delle armi, sciopero dei portuali genovesi contro la nave delle armi che batte bandiera saudita. E poi vi segnaliamo oggi un importante commento del cardinale Angelo Bagnasco, presidente dei Vescovi Liguri: cambiamo insieme la nostra Europa senza distrazioni di massa. Siamo sul Levante, arrivano maxi bollette per l'acqua, gli albergatori studiano la class action, record per l'hotel Vis-à-Vis di Sestri, 22.000 euro, Verdin ce ne sono anche da 15 e 20.000, tutta colpa di una delibera. E intanto gli albergatori di Rapallo attendono i giovani imprenditori per il convegno del 7 e dell'8 di giugno. Da Chiavari invece la festa per i primi 40 anni di Radio Aldebaran, lo staff di ieri e di oggi con Padre Zamperin e Salvagosta, è stato celebrato anche il trentennale del coro Antares. C'è un aggiornamento questa mattina durante il Consiglio regionale. Il consigliere di maggioranza Giovanni De Paoli ha annunciato la volontà di abbandonare la Lega. De Paoli ha spiegato che per il momento aderirà al gruppo misto e non farà mancare il suo appoggio alla Giunta Toti. La decisione è stata presa, ha spiegato De Paoli, in quanto in questo momento si sente in polemica, in contrasto con la linea politica del governo. Ora andiamo in redazione per gli altri aggiornamenti da Maurizio Garreffa. Grazie Emanuela, un saluto a tutti. 2 brevi di cronaca. Avvicinano un anziano di Lavagna con la scusa di vendergli una cassetta di fragole e con dei raggiri gli rubano il portafogli all'interno del quale c'erano 600 euro. Il fatto è accaduto a Cavi, vittima un lavagnese di 72 anni. Dopo le indagini dei carabinieri, 2 commercianti che vivono in provincia di Napoli di 51 e 32 anni sono stati denunciati per furto con destrezza. E poi uno straniero è stato arrestato questa notte a Chiavari per stalking. Un
Un 34enne colpito da una misura cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna, questa notte si è recato nell'abitazione di lei per avere una sorta di incontro chiarificatore e per vedere i suoi 2 figli minori. La vittima, spaventata, ha cercato di allontanarlo. Il 34enne, allora con fare violento, ha prima rotto alcuni oggetti per poi scagliarsi contro di lei. I poliziotti del commissariato di Chiavari, intervenuti rapidamente, hanno bloccato l'uomo, che è stato trovato anche in possesso di un coltello. È stato arrestato, dunque condotto nel carcere di Genova Marassi. È tutto, a te Emanuela. Grazie, siamo allo sport, la pallanuoto. Dopo la vittoria contro il Como, il Lavagna 90 si prepara all'ultima gara del campionato di Serie A2 maschile. Sono ancora vive le speranze per l'accesso ai play-off, nonostante sia già stato un ottimo campionato. La sintesi nel servizio. Ad una gara dalla fine del campionato, il Lavagna 90 non rinuncia all'idea playoff. Certo, sabato sarà dura, i lavagnesi devono vincere in casa dello Sportiva Sturla e sperare in un passo falso di Bologna e Ancona, che disputeranno in casa 2 match all'apparenza non complicati. E se Lavagna 90 e Ancona finissero a pari punti, passerebbero i marchigiani avvantaggiati dagli scontri diretti. Tuttavia è stato un campionato ottimo per gli uomini di Andrea Martini. La società quest'anno ha puntato sui giovani. All'inizio della stagione non era affatto scontato raggiungere i 42 punti in classifica. Determinanti le sconfitte di Padova e Ancona, ma gioco e grinta non sono mai mancate. Negli ultimi 10 anni, secondo gli esperti di pallanuoto, soltanto una volta una squadra che ha raggiunto i 45 punti non è riuscita ad accedere ai play-off, segno che è alto il valore di chi oggi sta davanti: Camogli, Torino e Bologna. Tornando al match di sabato nella piscina del Parco Tigullio, gli atleti di Mister Martini hanno dato tutto di fronte ad un Como agguerrito e desideroso di tirarsi fuori dalla zona play-out. Una partita difficile vinta dal Lavagna 90 13-7. È stata una partita complicata perché comunque loro sono venuti qui a cercare dei punti, perché ne hanno bisogno per salvarsi, per provare a non fare i play-out, quindi hanno provate un po' tutte, però diciamo che abbiamo portato a casa il risultato, nonostante il risultato di Brescia che non ci è stato favorevole, ci siamo guardati negli occhi, abbiamo detto crediamoci fino alla fine e abbiamo lottato fino alla fine. La giovane ginnasta Alessia Marena, classe 2010 della Società Ginnastica Pro Chiavari, si è contraddistinta nelle finali nazionali allieve dei campionati italiani di ginnastica artistica. Alessia si è aggiudicata il primo posto del podio nella categoria allieve 1 fra le 40 finaliste in gara, piazzandosi fra le ginnaste più giovani e promettenti d'Italia. Grande soddisfazione per la società e i tecnici Silvia Vatteroni e Silvia Cella. Per la neocampioncina adesso si prospetta una lunga ed intensa estate di lavoro. Il prossimo obiettivo di quest'anno infatti è quello di ben figurare nel campionato regionale a squadre allieve che si terrà in autunno. La Società Ginnastica Pro Chiavari 1893 festeggerà i successi sportivi dei suoi atleti in occasione del tradizionale saggio di fine corsi che si terrà venerdì 31 maggio alle 20:30 al Palazzetto dello Sport di San Pier di Canne. Infine, per gli spettacoli ci sarà anche Rafael Gualazzi, vincitore di Sanremo Giovani nel 2011 all'Andersen Festival di quest'anno. Il concerto si terrà l'8 giugno alle 21:30 nella cornice della Baia del Silenzio. Sul mare di Sestri Levante, Gualazzi camminerà in bilico fra jazz e pop, incantando con il suo piano e la sua voce il pubblico. L'ingresso sarà libero. Terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi. Vi ricordo che la prossima andrà in onda alle 19:15. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.